Ciao, io sono Valeria. Io sono Monica. Benvenuti a questa puntata improvvisata di In Giro con le Twins. Ci troviamo a Villa Sant'Antonio, a Gennas Aligi, Domus de Janas. Eccoci, se lo dici se lo dici tu. Provincia di Oristano. Sembriamo più giovani oggi. Allora, siamo tornati in un posto che abbiamo conosciuto molti anni fa. Siamo entrate e uscite dalle camere del Domus de Janos, che in realtà No, ma questo lo mettevamo in apertura, non devi parlare al passato. Stiamo facendo l'apertura. Siamo appena arrivate e non vediamo l'ora di scendere alle Domus de Janos per rivederle dopo tanti anni e visitare le camere, salire su, giù, insomma. Vi racconteremo. Ho già in mente cosa faremo. Adesso ci salutiamo e ci vediamo poi in chiusura per i saluti finali. Ciao! Siamo saliti proprio da qua. Guarda, senti, basta passare da qua, hai visto? Senza fare neanche l'arrampicata. Un provinciale, Villa Sant'Antonio, Gennas Aligi. Villa Sant'Antonio, Domus de Janas, Gennas Aligi. Siamo in cima a quella che noi chiamiamo l'astronave. Una Giana. Ma forse ti vedevi anche prima. Allora, possiamo iniziare a parlare di questa camera di sepoltura, perché le Domus de Janas erano appunto delle tombe. Vengono chiamate Domus de Janas, letteralmente lo traduciamo in casa delle fate. Allora, questa in particolare è stranissima, perché l'abbiamo sempre chiamata l'astronave. E adesso ci stiamo rendendo conto che in effetti questa astronave è fatta a moduli. Sicuramente è stata calata dall'alto da qualche incursione aliena. Qui c'è un'altra giuntura. In un'altra camera c'è un buco nella roccia giù per terra che conferma che goccia a goccia si buca la roccia. Qui abbiamo anche degli interessantissimi nidi di vespe muratore, abbastanza inquietante, ma se non ci sia nessuno in questo momento probabilmente sono in ricognizione da qualche parte. Qui torneranno per la notte. Poi ci sono lumache, ragnatele a volontà. Qui ci sono antiche iscrizioni, Sì, graffiti. quindi abbiamo già visto la presenza di lumache, ragni, vespe, Uomo e Janas. uomo, già. Che grande è questo? È l'antichità defunti. Non abbiamo detto dove ci troviamo. Siamo nel complesso, diciamo, di Domus de Janas di Villa Sant'Antonio. Gennas Aligi. Gennas Aligi, dove noi siamo state nel 2000 Sì. per una performance. Ma questo ve lo diciamo dopo. Artistica. Usciamo e così vediamo l'astronave intera. Ovviamente tutto quello che abbiamo detto su questo posto è scherzoso, No, a parte la parte archeologica, quella Però- è tutta vera. Cioè, lo sappiamo che non è un'astronave.
Cioè, lo sappiamo, capito? Meglio avvisare perché... Infatti qualcuno potrebbe prenderci sul serio. Ecco, di fronte abbiamo un'altra domus che Allora, va qui, avanti per 2 camere. qui, Per 2 camere. poi anche e poi qui. prende la luce su, c'è un buco, evidentemente sarà crollato, non so, arriva luce di sotto. Qui invece abbiamo un'altra camera che ha almeno 3 camere. E ancora più avanti ci sono altre. Come facciamo per. L'ho fatto un altro video e dopo li monto. Se No, riesco vabbè, a montarli puoi dal fare cellulare. la pausa e scendere. Non hai continuato a registrare. Questa è l'altra camera di cui abbiamo parlato. Mi devo abbassare molto, è proprio per persone piccoline. E allora, qui c'è almeno, si vedono 1, 2, 3 stanze almeno. Non mi addentro, ma chissà, magari c'è anche qualcos'altro. Qui c'è il buco che ho detto prima, della goccia, però in realtà non so se davvero colasse qualcosa. Può darsi comunque perché spaccature ce ne sono, ci sono alcuni buchi sopra e quindi da lì sicuramente l'acqua arriva, infiltrazioni, certo. Adesso torniamo fuori. Quella l'abbiamo vista prima. Adesso andare alle altre camere mi sa che è un po' difficoltoso. Quindi lasciamo stare. Puoi darmi il telefono così scendi con calma, io mi affaccio ma non più di tanto. Sta registrando? Yeah. Non mi devi riprendere mentre arrumbullano giù. Vuoi, se vuoi. Ma poi non tagliamo, Se è rumbulloni non tagliamo. Ma tanto. Ok. Se arrumbullavo, sai quanti like? Poi Franci, non fammi Anzi, spaventare. arrumbullonavo, no? Quindi qui abbiamo le altre stanze. Oh yeah. Oh yeah. Erano nuovi quei pantaloni, anche le scarpe. Vabbè. Continuiamo, visto che ci siamo, continuiamo. Oh yeah. Baby, non abbiamo cantato la canzone. Che cazzo? Vabbè. Sei pronta, Monica? Eccolo! Qui il buco che dà luce lì. Qui c'è una pianta di ficco, detta anche ficcaia, che è cresciuta lì dentro. Attenta la testa, che lì è molto. Sì, no, non entro. Non entro. Ok, vuoi cominciare? Allora, qui, esattamente in questo buco, nel 2000, iniziò la serata con una danza su queste Domus dei Aspetta, l'hai detto che ci eravamo occupate della parte artistica di un evento? No, l'ho iniziato a dire nell'altro video. Ah, ok. Sì, allora io e Claudia avevamo danzato su queste Domus de Janas, già parte di un evento più ampio, e eravamo uscite da qui, eravamo andate con la nostra fiammella sul ponticello e poi eravamo salite lì su e avevamo ballato lì su. Allora, esattamente qua. Qui che stanno passando? Sì. Mentre la chitarra suonava. E poi dopo avevamo abbiamo dormito lì sopra, lì sopra? sull'astronave, e adesso non posso inquadrare perché ci sono non avevamo persone. dormito lì giù? No, lì nei buchi dell'astronave avevamo dormito. No, cioè non dentro le stanze, ma nell'ingresso, nel pezzettino che c'è prima di entrare nel buco, diciamo. Boh, io mi ricordavo che eravamo giù. No, Comunque, no. alle 5 ci svegliamo
morte dall'umidità. Un freddo. Cos'era agosto? Mi sa che era agosto, ma un'umidità spaziale. Basta. E poi eravamo andati a vedere l'alba al nuraghe Corrutundu, dove che è il nuraghe più alto della Sardegna. Il 5,75 m. Un posto dove si arriva solamente a piedi o con un trattore. Ma questa è un'altra puntata, ve ne parleremo un'altra volta. Ciao! Speriamo che questa puntata vi sia piaciuta. Scusate il fiatone perché abbiamo appena risalito la china. Sì. Basta. Se metteteci un like, iscrivetevi, tutta la solita solfa che insomma. dicono youtubers. Se non vi piace potete anche non dircelo. Se ce lo direte non verremo a cercarvi a casa. Però fate un po' in coscienza, vedete voi. Però critiche costruttive, tanto per dire che fa sì, schifo sì. no. Sì, infatti, sì. Accettiamo solo critiche costruttive. Solo cose argomentate, altrimenti non ce ne frega niente. Si può dire. Sì, arriviamo. Ecco. Dopo questo florileggio di gentilezza che vi abbiamo regalato, salutiamo. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao.